È il momento del finale del campionato Master 2019 in 9 al via dopo il ritiro di Vesna, corso sul doppio chilometro, lo schieramento Shomar, Sonia, Talisker Rolls, Arazzi Bocco, Pantera del Pino in prima fila, Virginia Griff, Santiago de Leon, Vernissage Griff e Uragano 3B in seconda. Favori in chiusura per Arazzi Bocco, numero 4, Alessandro Gocciadoro, macchina che stacca con Arazzi Bocco che sopravanza Talisker Horse. All'esterno è veloce Pantera del Pino e sfila Pantera del Pino in 150 metri di gara. Arazzi Bocco in seconda posizione, poi Talisker Horse, partita sollecita davanti a Shomar, se ne vanno i primi 200 in un velocissimo 13,8. Arazzi Bocco non perde tempo e sposta all'esterno, va su Pantera del Pino e ottiene strada in meno di 400 metri. Il favorito dunque leader, completa il quarto iniziale in 29 netto. Terza posizione per Talisker Horse, ancora Shomar, gli altri nettamente più discosti, condotti da Sonia. Intanto cavalli sulla seconda piegata con Arazzi Bocco leader, Pantera del Pino in schiena, Talisker Horse in terza posizione, poi Shomar. Tanto 44,8 ha decisamente tirato i remi in barca il battistrada e favorito Arazzi Bocco. Alessandro Gocciadoro cerca di moderare ulteriormente, completa gli 800 iniziali in 1 minuto e 2 decimi, un 15,4 ancora di frazione. Stiamo per completare il primo chilometro. In schiena c'è sempre Pantera del Pino, in terza posizione rimane Talisker Horse, poi Shomar, cavalli al chilometro, completato in 1:16,1. Passaggio nuovamente davanti alle tribune e dalle retrovie. Tenta di avanzare ora Virginia Sonia. Si trascina Vernissage Griff che però viene anticipato. E così un parziale in 15,2 con il quale Arazzi Bocco si porta a meno di mezzo miglio dalla conclusione. In seconda posizione rimane Pantera del Pino, all'esterno Sonia, se ne vanno altri 200 in 15 e fin qui ancora tranquillamente al comando Arazzi Bocco quando siamo a 500 dalla conclusione. Chiuso in terza posizione Shomar, poi Virginia Griff, questi lungo la corda. Intanto accelera gradualmente Arazzi Bocco, 14,4. In seconda posizione Pantera del Pino, all'esterno Sonia, poi Talisker Horse che ha spostato al largo e infilato da Shomar, Numero mentre 10, c'è l'errore di Uragano 3B. Avanza ora anche squalificato. Vernissage Griff, in coda rimane Virginia Griff, retta d'arrivo con Arazzi Bocco che entra in vantaggio. All'inseguimento Pantera del Pino, poi Shomar che si lancia all'interno, ma Arazzi Bocco ha preso vantaggio nettissimo nel finale. Arazzi Bocco viene a vincere ancora davanti a Shomar. Terzo posto per Sonia, 1:14,3 sul doppio chilometro, 29 a partire, 28,5 a chiudere, un 29,4 di penultimo quarto, ma la vittoria non sfugge ad Arazzi Bocco, davvero indiscusso leader dei nostri free for all. Alessandro Gocciadoro nel finale allunga con estrema decisione, viene a vincere per distacco. Shomar all'interno finisce molto forte, fa suo il posto d'onore, piegando una generosa Sonia che si fa gli ultimi 800 di fuori. Corre molto bene. La vittoria però per il favorito. A quel punto non poteva sfuggire dopo un chilometro molto tranquillo, 1,63 la quota per Arazzi Bocco, assegno per la settima volta in un Gran Premio nel 2019, il miglior modo di concludere la stagione per il dodicenne di Alessandro ed Enrico Gocciadoro.